Domani sera in piazza San Marco a Venezia il primo grande concerto di Laura Pausini per festeggiare i suoi 30 anni di carriera caratterizzati da un successo planetario. Ieri è stata pubblicata l'ordinanza della polizia locale che prevede fino a domenica una serie di divieti tra i quali quello di non poter più transitare in piazza San Marco e lungo le procuratorie vecchie e nuove a partire dalle 18:45 di ogni giorno a partire da domani, ad eccezione di chi avrà un tavolo prenotato nei caffè della piazza. Vera, la società braccio operativo del comune, è al lavoro da giorni per tutta la logistica. È stato completato il montaggio e l'allestimento del parco. È prevista una capienza di 5.000 posti a sedere in piazza per ognuno dei 3 concerti. Il direttore di Vera, Fabrizio Doria, ricorda le date salienti di una settimana e di un'estate veneziana tutta in musica. Tornano i concerti in piazza San Marco il 30 giugno, l'1 luglio e il 2 luglio con Laura Pasini che con Venezia farà partire il suo tour mondiale a 30 anni, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Ma poi sabato 8 sarà la Fenice protagonista con un grandissimo concerto con tutta l'orchestra e per finire domenica 9 Paolo Conte torna dopo 14 anni per un grande concerto a fine carriera in piazza San Marco. Ma la musica continua anche in terraferma con il grande concerto dei Pinguini Tattici Nucleari il 7 luglio al Parco San Giuliano. Il concerto di domani però dovrà superare anche le previsioni di condizioni meteo che potrebbero essere poco favorevoli in serata, tra cui il rischio di pioggia e acqua alta, anche se quest'ultimo sembra essere superato o perlomeno ridimensionato. Laura Pausini devolverà interamente il suo cachet alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. Il concerto verrà poi replicato anche sabato e domenica, con qualche variazione di scaletta.